Buonasera a tutti, buonasera al pubblico presente in sala e buonasera anche a chi ci segue da casa attraverso il gruppo di Mestre Mia. Questa sera siamo al penultimo appuntamento della rassegna letteraria promossa dal Grand Central di Via Piave a Mestre, per cui siamo ormai agli sgoccioli di questa edizione. E è un onore, un piacere per me questa sera ospitare nuovamente Paolo Massone e Riccardo Pavan, che sono già stati protagonisti addirittura della primissima edizione del festival, e questa sera ci presentano il loro secondo romanzo giallo. Paolo e Riccardo scrivono a quattro mani e questa sera andremo anche a scoprire i segreti di questa scrittura così particolare, quali strategie adottano per riuscire a confezionare alla fine un romanzo veramente avvincente, ricco di colpi di scena come La mossa del calabrone, quello che presenteremo stasera. Ad aiutarci nella presentazione ringrazio Alessandro Ragazzo di essere qui con noi, grazie per la disponibilità e la collaborazione, e io gli lascerei subito la parola per andare alla scoperta del libro di stasera. Buon ascolto, buon proseguimento a tutti, ci vediamo dopo per i saluti finali. Ecco Alessandro. Buonasera. Intanto saluto chi ci sta seguendo sui social e anche chi è presente in sala. Allora, diciamo che abbiamo appunto alla mia sinistra c'è Paolo e alla mia destra c'è Riccardo. Questa sera, come abbiamo detto già nell'introduzione, parleremo del loro ultimo lavoro, che mi pare sia già quasi proprio ultimo, nel senso che ce n'è già un altro e eventualmente magari ce lo diranno in stampa, e soprattutto un po' diciamo la curiosità mia, anche come detto i lavori, come fate a scrivere un libro a quattro mani. Questa è una curiosità che facciamo fatica a soddisfare, perché è un po' la nostra cifra stilistica, il nostro segreto, no? Quindi diciamo che a grandi linee ci troviamo periodicamente con una cadenza più o meno mensile, nella quale progettiamo i vari capitoli, dopodiché ognuno elabora una propria stesura e dopo ci si ritrova per quagliare, diciamo, per creare un unicum di tutto il testo in modo organico, in modo che sia coerente, in modo che abbia lo stesso stile narrativo. Spiegare nel dettaglio come facciamo è anche molto complesso, per cui diciamo che in teoria è così, cioè, insomma, ci troviamo, ne parliamo, progettiamo, scriviamo e dopodiché ci confrontiamo di nuovo, e questo è l'andazzo bene o male. No, ti faccio una domanda un po' più difficile ovviamente. No, volevo solo dire che in realtà la risposta è che andiamo molto d'accordo. Ma infatti quindi abbiamo scritto 2 libri e, come diceva Alessandro, perché ci sono delle spie, stiamo, diciamo, per concludere anche la fatica del terzo figliolo, e effettivamente abbiamo sempre condiviso tutto quello che poi era la trama, le scelte, quindi andiamo molto d'accordo, e questa è, credo, la risposta vera a questa domanda. Ok, allora sei riuscito a rispondere a una non domanda, cioè nel senso che te la dovevo fare, ma non sono riuscito a fartela. Allora, diciamo, rotto il ghiaccio, proviamo un po' a entrare, diciamo, dentro a questo libro, che ovviamente ha un po' un seguito rispetto al primo, cioè il filone resta sempre quello delle tue esperienze, diciamo, prese un po' anche dalla tua vita lavorativa, perché non lo sapesse è un avvocato, mentre lui lavora in comune, però siete riusciti sostanzialmente a mettere assieme un po' di storie, un po' di fantasia. Cosa c'ha di diverso questo libro rispetto alla mossa del calabrone? Chiedo a Riccardo, facciamo uno a uno. Allora, il primo libro, Cappio al collo, è
un giallo che noi abbiamo definito psicologico, quindi diciamo che non ci sono grossi spargimenti di sangue, non ci sono 200 cadaveri, però il lettore, almeno secondo il nostro giudizio, rimane incollato al libro, ha bisogno fino alla fine di capire effettivamente come finirà la storia e quale sarà poi come finirà la disavventura in cui si trova questo avvocato Alberto Leoni, che è almeno nel primo, il protagonista principale, e quindi fino alla fine il lettore cerca di capire e rimane incollato al libro per cercare di capire come riuscirà a uscire da questa, poi casomai entriamo nel dettaglio. Il secondo invece, secondo noi, è un giallo più classico, quindi più storie articolate che si incrociano tra loro, e alla fine bisogna cercare di capire effettivamente chi ha ucciso al maggiordomo, insomma, chi è veramente il colpevole. Paolo, la cosa che vi ha divertito di più nello scrivere questo secondo libro è diciamo il salto di qualità o comunque il passettino in avanti rispetto al primo, qual è stato? Allora, per rispondere alla prima domanda, cosa ci ha divertito? Direi che il divertimento in sé è proprio nella vita di coppia che facciamo quando ci troviamo, nel senso che ci troviamo e parliamo, discutiamo e viene fuori di tutto e di più e ci si diverte tanto, anche proprio nel senso che si butta tante cose in ridere, perché effettivamente certe situazioni sono talmente paradossali che tante volte ci si chiede ma può essere verosimile una roba del genere, e invece abbiamo avuto la prova che ci sono situazioni incredibili che esistono veramente, e delle volte addirittura noi pensavamo di esagerare e ci hanno detto no, è la normalità per molte cose. Il salto di qualità, lo diciamo così, con una piccola punta d'orgoglio, che ci è stata riconosciuta da moltissima gente che ha letto il secondo libro rispetto al primo, e che si è un po' sgrezzata la narrativa, e poi siamo entrati in molti dettagli senza appesantire il romanzo. Abbiamo avuto delle recensioni anche in questo senso, perché abbiamo interpellato tantissima gente, cioè dove non siamo, per nostre ragioni ovviamente, non siamo competenti, possiamo essere competenti in tutto, perché fortunatamente non siamo tuttologi. Abbiamo dovuto chiamare in causa, chiedere a delle persone competenti nelle varie materie per poterci illustrare come funzionano determinati meccanismi, determinate cose che riguardano le loro competenze. Quindi e questa è stata un'esperienza interessante, perché ci siamo confrontati con tantissime persone. Addirittura, per quanto riguarda proprio la mossa del Calabrone, siccome una buona parte è ambientata in un commissariato, siamo andati a parlare con il vicequestore che ci ha ospitato e ci ha spiegato come funziona la vita all'interno della questura, come si svolgono le varie indagini, come vive insomma un ufficiale o un agente della questura la sua giornata. E questo è stato molto interessante, perché a parte che poi abbiamo passato una bella giornata a Venezia, perché era la questura di Venezia, abbiamo passato una bella giornata a Venezia e abbiamo appunto avuto esperienze anche parlando con alcuni poliziotti che ci hanno spiegato effettivamente cosa succede nella loro vita quotidiana professionale. E anche questo è stato illuminante, cioè ci ha aiutato molto. Poi abbiamo dovuto interpellare farmacisti, medici, chimici, una serie di persone. Abbiamo parlato anche con un ingegnere meccatronico che ci ha spiegato come funzionano alcuni meccanismi, soprattutto per quanto riguarda le tecnologie informatiche, eccetera, perché noi ci smanettiamo, ma non siamo così esperti. E allora abbiamo puntualizzato, diciamo, senza appesantire, senza entrare proprio nel merito specifico e analizzare, ma siamo entrati in modo più chiaro, chiarificatore su vari aspetti delle storie narrate. Sì, perché poi alla fine scrivere un libro o scrivere un romanzo comunque è come un film, cioè bisogna informarsi, bisogna andare a approfondire e andare anche nei luoghi di ricerca. La cosa che mi ha stupito di più
andando in un commissariato, sentendo le storie degli agenti di polizia, qual è stato? È un po' quello che ho detto prima, nel senso che la cosa più stupefacente è che noi pensavamo di aver esagerato in alcuni punti, e in realtà poi quando ne avevamo parlato ci hanno detto guarda che non è un'esagerazione, ci sono cose ben peggiori di quelle che avete raccontato voi. Ci hanno fatto esempi di mani trovate dentro i cassonetti dell'immondizia, di gente trovata decapitata, a pezzi smembrata dentro le valigie. Ma sono cose che per noi erano facevamo fatica anche a concepirla. Dopo questa chiarificazione, insomma, abbiamo cominciato, bene, possiamo azzardare un po' di più, e allora siamo entrati in cose un po' più specifiche, un po' più, non dico cruente perché non sono cruenti come romanzi, tutti e due, però insomma siamo riusciti a puntualizzare meglio alcune cose. Ecco Riccardo, un passo del libro che avete, come diceva Paolo, magari azzardato un po' di più e che si può trovare appunto nel vostro ultimo lavoro. Allora, intanto se posso volevo solo ricollegarmi a quello che aveva detto Paolo e che chiedevi tu. Secondo me è proprio più che scrivere la trama di un film, per noi è stato proprio come vivere un film, cioè noi ci siamo in qualche modo sentiti parte di questa storia, questi personaggi che, e di questo ho sempre detto Paolo è veramente bravo da questo punto di vista, li abbiamo creati, li abbiamo vestiti, ci sembra quasi di conoscere i protagonisti, cioè di averli sempre conosciuti e di aver vissuto con loro la storia, le due storie dei libri, quindi è proprio come viverlo il film, vivere il libro e quindi vivere questa storia in un film. Sono diversi, diciamo, i passi che magari ricordo, ma abbiamo cercato, secondo me, in questo secondo libro di mettere uno o più colpi di scena, cioè all'improvviso la storia che cambia, quindi lasciare un po' il lettore con l'incertezza, cercare di capire come mai è cambiata la storia, come finirà, e questo, senza anticipare nulla, secondo me è il filo conduttore del terzo libro, dove abbiamo cercato di articolare ancora di più le storie e di avere più trame che in qualche modo si incrociano, ecco. Posso dire una cosa su? Prego, prego. Allora, sempre ricollegandomi a quello che diceva Riccardo, noi questi personaggi li abbiamo ben costruiti e modellati anche un po' sull'esperienza personale di entrambi. E voglio raccontare un piccolo aneddoto che mi è successo questa mattina. Una mia collega ha lamentato stamattina, quando è arrivata in ufficio, che il giorno prima al supermercato, mentre stava facendo la spesa, le hanno rubato il portafoglio dalla borsa al supermercato. E ho detto, caspita, mi dispiace. Lei mi ha detto, parla con il commissario Roberti, che è uno dei personaggi. Chiaramente scherzava perché lei ha letto il libro ed è una di quelle che lo sta promuovendo ovunque perché gli è piaciuto moltissimo. Però è stato divertente questa cosa che mi ha detto, mi hanno rubato il portafoglio, potresti parlare col commissario Roberti? E ho detto, va bene. Ecco, una delle curiosità o comunque di vostri lettori quando si avvicinano a voi qual è? Cioè, qual è l'elemento, quali sono gli elementi scatenati che colpiscono di più chi legge il vostro lavoro? Ma noi abbiamo fondato la narrazione cercando di tenere il ritmo abbastanza alto e i dialoghi accattivanti. Poi chiaramente quando si fa tanti dialoghi, ci sono dialoghi articolati. Io vengo dal mondo del teatro, per cui il teatro fondamentalmente è dialogo, no? Cioè, quando si scrive un copione teatrale si scrive dialoghi, un po' di drammaturgia che spiega come affrontare la scena, come declamare la battuta, eccetera, però fondamentalmente sono dialoghi. Quindi sulla scorta di questa esperienza ormai ventennale, i dialoghi, almeno per quanto mi riguarda, vengono abbastanza sciolti, insomma mi vengono abbastanza veloci, bene.
E quindi diciamo che i dialoghi sono abbastanza accattivanti, la gente si trova diciamo il fraseggio che si usa comunemente, battute, un po' di sarcasmo dei vari personaggi, eccetera, quindi c'è un po' questa cosa. E poi una cosa che interessa tanto, che abbiamo visto, che insomma, ci hanno chiesto più volte, è il fatto che appunto ci sono questi rapidi colpi di scena che terminano un capitolo e ti costringono ad andare avanti perché vuoi sapere come va a finire. E quindi c'è gente che addirittura mi ha detto che il Capio al Collo, che è un centinaio di pagine in meno della Mossa Calabrone, è riuscito a leggere in una domenica, quindi è abbastanza accattivante al punto da prenderti e portarti avanti a leggerlo. Ecco, il fatto di riuscire a leggere il libro in poche ore è indubbiamente una soddisfazione. E ti chiedo, Riccardo, tu non arrivando propriamente, diciamo, dal mondo della scrittura, ma arrivando, diciamo, dalle aule di tribunale, qual è stata la sorpresa per te nello scrivere questi due libri? Cioè, io li ho letti entrambi e indubbiamente, insomma, nel secondo c'è già, come dicevo prima, anche un passo in avanti, ci sono diciamo storie più intrecciate, eccetera. Tu che non arrivi da questo mondo, qual è stato, diciamo, il piacere nello scrivere? Allora, il piacere sicuramente è stato dopo, cioè nel senso che tantissimi amici, conoscenti, ma anche persone che non conoscevamo, abbiamo avuto un riscontro positivo, per cui tantissimi mi hanno fermato, mi hanno detto che i libri erano bellissimi, che li avevano letti e questo francamente, insomma, come diceva Paolo, ci dà un punto di orgoglio, perché effettivamente neanche noi avevamo qualche perplessità, perché non essendo scrittori di libri, essendo le prime opere, non potevamo sapere quale sarebbe stato poi il riscontro da parte dei lettori. Devo dire che la prima soddisfazione è arrivata all'inizio, quando abbiamo mandato la bozza del libro all'editore, e praticamente 3 giorni dopo ci ha chiamato dicendo: venite perché vorrei pubblicare il libro. Noi pensavamo, cioè, abbiamo quasi giocato, quasi se fosse uno scherzo, e invece poi è andata così, e insomma, anzi oggi sta in qualche modo facendo pressione perché arrivi anche il terzo, e quindi questo sicuramente. Poi devo dire che sì, è vero che vengo da un mondo diverso, però questo mondo diverso ci ha aiutati moltissimo, nel senso che ovviamente abbiamo fra i protagonisti un avvocato e un commissario, e il fatto di calcare le aule di giustizia ovviamente mi ha favorito, ci ha favorito. E poi qualche spunto, come diceva Paolo, arriva veramente dalla realtà, perché la realtà, come si suol dire, spesso supera l'immaginazione, quindi avevamo già una base su cui poi andare a fantasticare e a creare delle storie che sono verosimili, ecco. Ecco, allora, fatta questa lunga premessa, un po' di presentazione, entriamo nei due libri, soprattutto appunto all'ultima Mossa del Calabrone. Partiamo un attimo velocemente, riassunto delle puntate precedenti del Capio al Collo. Come è nato, velocemente come si interseca la storia, e poi lasciamo a Riccardo il volume numero 2. Allora, il Capio al Collo nasce in spiaggia, perché parlando con lui, diciamo, eravamo vicini di casa, è venuto fuori che avevo in mente una storia. Siccome è venuto fuori che appunto scrivo per il teatro, mi ha detto: ma sai che avrei in mente una storia, però proprio per il suo mancanza di competenza professionale per scrivere un romanzo, lui scriverà i suoi rapporti, le sue sentenze, quelle cose lì, però è un romanzo, diciamo, mi piacerebbe provare a scrivere qualcosa. Nel frattempo io avevo già cominciato a elaborare
una storia della quale non sapevo ancora che fine far fare, nel senso che poteva essere una commedia come un dramma, o addirittura ho detto ma provo anche a fare un romanzo, ed erano solo appunti. Parlando con lui, cioè ascoltando la sua storia, mi sono reso conto che effettivamente si poteva intrecciare molto bene con quella che avevo in mente io, e allora gli ho raccontato la mia storia a lui. Di fatto Cappio al Collo è nato raccontandoci delle storie. Quando ci siamo raccontati le storie, abbiamo capito che potevano funzionare, abbiamo detto vabbè, proviamo a buttare giù qualche capitolo. Non è stato subito semplice, perché è stata una cosa, affrontare il foglio bianco per scrivere un romanzo è un po' diverso, perché devi cominciare, non puoi cominciare con una scena 1, personaggi, drammaturgia e poi il primo dialogo, no? Devi cominciare con qualcosa che possa catturare l'attenzione del pubblico. Allora, in quel momento, siccome stavo ragionando io su questa cosa, poi alla fine abbiamo capito che era meglio insistere in questo senso, e l'abbiamo ambientato la notte del primo terremoto del 2012, che è del 20 aprile 2012, alle 4 di mattina c'è stata questa scossa, e in quel frangente succede qualcosa che dà il via a tutta una sequenza di situazioni, che non sono poi quelle del romanzo, perché lì c'è un personaggio del romanzo che poi farà la sua fine, eccetera. Però insomma parte da lì, e lì cominciamo a conoscere l'avvocato Alberto Leoni, l'avvocato Andrea Mari, che sono i due amici che sono avvocati dello stesso studio, si conoscono da una vita, giocavano a rugby insieme, hanno fatto il liceo insieme, eccetera. E hanno questo studio insieme con altri avvocati, altre persone, e quindi li conosciamo bene. Lì noi per quello consigliamo sempre di eventualmente partire col primo, perché li vestiamo e li descriviamo puntualmente, cioè lì sono precisati bene. Quindi se uno vuole conoscere bene com'è Alberto Leonico, anche fisicamente, deve leggere per forza Cappio al Collo. E poi insomma la storia si dipana in questa, come diceva Riccardo, è una storia che abbiamo definito psicologica, perché appunto è centrata sulle reazioni emotive di questo avvocato a una situazione molto grave che gli succede. E si aggancia al successivo, perché il successivo, cioè La mossa del calabrone, è l'inizio di La mossa del calabrone è a cavallo della fine del primo, cioè come continuo narrativo, no? Per cui a un certo punto, leggendolo, si capisce a che punto siamo arrivati col primo e da dove parte il secondo. Diciamo che avete preso la realtà per trasformare poi alcuni personaggi, alcune situazioni reali della fantasia, diciamo, del libro. Il secondo volume invece, Riccardo, cosa di più e quali elementi in più rispetto al primo? Sì, allora, come ho detto prima, probabilmente è molto più articolato e insomma, qui cominciamo a parlare di un giallo vero, con omicidi, insomma, il lettore deve riuscire a capire chi poi è il colpevole. Diciamo che secondo me, rispetto le due storie, si sono legate ovviamente dagli stessi personaggi. C'è anche un altro aspetto, cioè nel primo l'avvocato Leoni si trova, come diceva Paolo, a un certo punto fa un gesto di altruismo, e da questo gesto di altruismo, invece che, come uno normalmente pensa, ricevere dei benefici, è un momento che da lì in poi cambia la sua vita, e cambia negativamente, ok? E troverà l'aiuto, seppur indiretto, del commissario Roberti, che fino a quel momento nemmeno conosceva. Nel secondo, invece, La mossa del calabrone, è il commissario Roberti, che è persona integerrima, un commissario insomma vero anche non solo nella sua professione, ma anche nella vita. Si sveglia un mattino e a fianco a sé c'è una persona, anzi la persona con cui lui pensava di passare il resto della sua vita, che è morta, e quindi ovviamente sarà il commissario a trovarsi in una situazione importante, e
le parti si invertiranno, perché sarà, lo possiamo dire, insomma, sarà l'avvocato Leoni che cercherà, proprio per il rapporto di stima e di affetto che aveva nei confronti del commissario, a cercare di dare una mano al commissario, e sarà proprio l'avvocato Leoni a credere sempre nel commissario. Okay? Quindi queste due persone che nemmeno si frequentavano, si conoscevano, che però capiscono che hanno di fronte. Quindi questo è anche un legame. Poi vabbè, nel primo volevamo dare un messaggio che era quello che può capitare a tutti noi, perché l'avvocato Leoni, che fa la sua vita, che vive del suo lavoro, che è sempre, insomma, è realizzato, all'improvviso, al di là del fatto che abbiamo detto di compiere una buona azione, ma all'improvviso la sua vita cambia, che il messaggio era questo: domani mattina ciascuno di noi potrebbe svegliarsi e la nostra vita potrebbe essere cambiata radicalmente. Quindi il modo in cui l'avvocato Leoni poi cerca di affrontare questa cosa arriverà forse anche a pensare a gesti estremi, e questo è quello che poi è piaciuto, credo, al lettore, a quelli che poi ci hanno dato riscontri, insomma. È stato tanto difficile mettere appunto la vita reale in parole, cioè mi spiego, adesso Riccardo parlava tanto anche di gesti estremi, di suicidio o altro, purtroppo se ne leggono tutti i giorni, però un conto è leggere, un conto è pensarli e metterli giù. Com'è andata? Allora, per certe cose, in senso generale, abbiamo attinto dalla nostra esperienza di vita, per cui diciamo c'è un po' di noi in tutti i personaggi, un po' in tutte le vicende. Alcune vicende addirittura sono ricordi di cose effettivamente successe, trasformate, romanzate, cambiate, però quelle sono. Pensare al moto d'animo che può muoversi all'interno di una persona che intende suicidarsi è una cosa difficile. Non sappiamo se effettivamente abbiamo beccato la cosa giusta, sarebbe una presunzione troppo alta, però sicuramente nei feedback che abbiamo avuto tutti quanti ci dicono che è credibile, nel senso che è una cosa plausibile, che uno pensi queste cose, che abbia questo tipo di reazione. Per cui diciamo che al 99% abbiamo centrato l'obiettivo. Poi che sia così o non sia così, ovviamente non si può sapere, anche perché il più delle volte chi tenta il suicidio magari ci riesce anche, non ci viene a raccontare di sicuro perché o quali sono stati i suoi processi mentali che hanno portato a questo gesto. E quindi sì, insomma, questa è stata la grossa difficoltà, cioè riuscire a dare un senso realistico a un pensiero che a noi non ci tocca. Cioè, io non ho mai pensato a suicidarmi e credo neanche Riccardo, quindi non è una cosa che ci si muove in testa, insomma. È stato, soprattutto ovviamente nel primo libro, dove si partiva di fatto a foglio bianco, è stato più difficile creare una storia che filasse e che coinvolgesse la gente, o vestire, diciamo così, il personaggio, creare il personaggio, creare un carattere, perché poi ovviamente quello te lo porterai anche nelle pagine successive. Allora, so che sembra impossibile, ma né uno né l'altro, nel senso che la storia è partita e quasi subito avevamo capito dove volevamo arrivare. Okay? La difficoltà è ovviamente quando sei al capitolo 55 devi sapere già dove vuoi arrivare e ricordarti cosa è scritto al capitolo 10, ma questo è da un punto di vista tecnico, diciamo. Però come l'idea fin da subito l'abbiamo in qualche modo, sapevamo già dove volevamo arrivare. Stessa cosa, e questo ribadisco, Paolo, secondo me, probabilmente venendo anche dal teatro, è stato molto bravo, diciamo, la costruzione dei personaggi e il carattere dei personaggi, proprio il modo di essere, io dico sempre li abbiamo vestiti perché sembrano delle persone che noi abbiamo conosciuto, quindi è stato facile anche in questo. Ci siamo sempre confrontati
ma incredibile, ma avevamo le stesse idee, quindi quando abbiamo pensato all'avvocato Leoni l'abbiamo pensato in un modo, all'avvocato Mari lo stesso, al commissario e tutti gli altri protagonisti. Io non ricordo in questo momento di aver avuto mai un momento in cui magari non sapevamo come fosse il personaggio, come crearlo. È stato molto spontaneo, specialmente forse proprio nel primo libro. Prego. Perché nel primo libro, come avevo detto prima, siamo partiti da una storia che aveva in mente lui e una pseudo storia che avevo in mente io, e quindi capendo di averle incrociate, di averle insieme, di poterle mettere insieme, abbiamo potuto procedere abbastanza scioltamente. Nel secondo caso invece, siccome appunto ci è stato chiesto, il prossimo, non avevamo in mente di fare altro, perché doveva essere una cosa così, il prossimo ce lo chiedono, vabbè, lo facciamo, proviamo. Allora ci siamo messi lì e abbiamo proprio ragionato in questo caso su come dovevano andare i fatti. E qui è stato un lavoro di progettazione proprio, di assomicapi ovviamente, perché dopo chiaramente la narrazione si sviluppa nel momento in cui si scrive, però abbiamo dovuto creare una storia, diciamo, una fabula che portasse al compimento, al collegamento del primo libro col secondo e un piccolo aggancio anche col terzo. Ecco, però almeno per una volta devo contraddire Paolo, nel senso che abbiamo chiuso, però io volevo fortemente, cioè nel senso abbiamo chiuso con un'ultima frase che ovviamente lasciava spazio a un nuovo libro, e quindi questo l'editore ha detto ma siete sicuri, perché ovviamente, e invece abbiamo insistito, abbiamo chiuso con una frase, poi chi li ha letti tutti e due capisce benissimo, però ho insistito molto su questa cosa perché effettivamente speravamo, visto quello che era stato il riscontro con chi aveva letto il libro, di scrivere anche il secondo, e così è stato, insomma. Diciamo che voi due, se non andaste nella stessa spiaggia, molto probabilmente non vi sareste neanche mai conosciuti. Esatto. E dunque le vostre storie che fine avrebbero fatto? Se tu non avessi conosciuto Riccardo o tu non avessi conosciuto Paolo, cosa sarebbe successo? Allora, per quanto mi riguarda, la storia che mi ho in mente io probabilmente sarebbe diventata una commedia dark, però poi ha preso un'altra piega, quindi però probabilmente sarebbe diventata una commedia dark. Nulla accade per caso. Quindi secondo me il destino era proprio che noi ci incontrassimo e che sviluppassimo questa cosa, anche perché effettivamente stavamo chiacchierando del nulla, però c'è stato subito un entusiasmo verso questa cosa. Poi devo dire che Paolo è più determinato di me e quindi mi ha subito in qualche modo detto no, dobbiamo farla, dobbiamo darci delle scadenze, dobbiamo incontrarci, e quindi insomma ci siamo creati un metodo di lavoro e abbiamo portato avanti questi due libri. Cosa sarebbe accaduto? Non lo so, sono felice che comunque ci siamo incontrati quella mattina, come tante altre mattine in cui andavamo a bere il caffè, invece che parlare d'altro abbiamo parlato di queste due storie. Tu a teatro non facevi i gialli. E dunque ti chiedo, non è facile scrivere un giallo. Ecco, cosa ti ha appassionato di più il fatto di come dire, di dover sempre rincorrere la storia, di cercare di dare un qualcosa al lettore e poi magari portarlo in un altro binario? Allora, io non scrivevo commedie gialle, ovviamente poche esistono, credo che non esista neanche una, forse Invito a cena con delitto, ecco. Però fortunatamente sono un forte lettore di romanzi gialli, cioè io ho attinto molto dall'esperienza di lettura, cioè leggo tanti gialli, tanti romanzi di spionaggio, thriller, mi piacciono, per cui mi diverto a leggerli e li leggo, quindi sono, diciamo, medio forte, nel senso che riesco a leggere una trentina di libri all'anno, quindi sono abbastanza, adesso qualcosa meno perché devo rileggere continuamente quello che scriviamo, quindi qualcosa meno sì, però insomma leggo tanto, quindi questo mi aiuta.
A te invece, sì, a te invece la passione dei gialli è nata, diciamo, facendo questo mestiere o la covavi? Ah no, indubbiamente ho sempre avuto la passione per i gialli, però devo dire che, allora, da un lato, sì, ovviamente facendo questo mestiere sono a contatto, posso venire a contatto con storie che sicuramente si prestano alla scrittura di una storia, di un giallo. E non so se diventi patologico, ma io mi sono reso conto, e poi lo dico magari anche a mia moglie più vicino, che a volte mi trovo, oramai non devo essere in un'aula giudiziaria per costruire una storia, ma magari mi trovo in autobus piuttosto che vedo una persona ed è già nella mia mente un personaggio che potrebbe far parte di una storia, cioè non so se veramente diventi patologico, ma incroci delle persone, un modo di comportarsi, uno sguardo e già ci vedo un possibile personaggio di un film, di un libro giallo e spero che questo poi non mi crei dei problemi, però sì, effettivamente è una passione che poi probabilmente avevo dentro e che quindi grazie anche a Paolo sono riuscito a sviluppare. Ma intanto se c'è qualcuno che vuole fare delle domande così almeno, non so se magari anche dai social. Avere due scritture diverse, narrative, per scrivere un buon romanzo, un bel libro, perché penso che appunto... Allora, necessario no, perché se si pensa in genere sono più scrittori singoli, no? C'è gente che scrive per conto suo, però abbiamo dei presidenti illustri, in Italia c'è stato Fruttero Lucentini, poi c'è stato, che non erano giallisti, altri romanzi tipo quelli scritti da Dominique Lapierre e Larry Collins, che sono tutti giornalisti o scrittori che comunque scrivono a quattro mani. Quindi diciamo che non abbiamo creato niente di nuovo. Però diciamo che per chi non è uno scrittore professionista e che magari vuole approcciare questo tipo di espressione, il fatto di lavorare a quattro mani può aiutare, nel senso che il confronto, il continuo dibattito che c'è soprattutto parlo di nuovo tra me e Riccardo, nelle varie situazioni, aiuta molto a sviluppare la creatività, a sviluppare i personaggi, a sviluppare le azioni, le scene. Poi bisogna dire che appunto ci sono anche delle competenze che bisogna tenere conto, che quando io scrivo le mie parti le scrivo di getto, ma arrivano anche bene per certe cose, ma per certe magari tecniche lui ci dice che questa è una cosa che non si può fare, allora lì bisogna rivederla, ne parliamo e troviamo la soluzione. Quindi è un confronto che è necessario quando si scrive a quattro mani, ma penso comunque che chi scrive a quattro mani questo tipo di cosa debba farla necessariamente. Ok. Ci vuoi rispondere anche tu, Riccardo? No, condivido pienamente quello che ha detto Paolo. Se ci sono altre domande. Possiamo parlare anche del terzo libro? C'è una domanda: chi è il vostro personaggio preferito? Che non sia il protagonista. Non sia l'assassino. E perché? Allora, ovviamente il protagonista, cioè, l'avvocato Leoni, perché è un bravo avvocato, è giovane, è bello e quindi non è autobiografico. Però, no, sono tutti, secondo me, hanno delle caratteristiche diverse, per cui ovviamente al di là dei protagonisti ci sono anche altri personaggi magari che possono sembrare minori, che invece sono comunque importanti e che magari sono stati di più in uno dei due libri e addirittura, come diceva Alessandro, potrebbero esserlo nel terzo. Ci sono dei personaggi che magari non sono stati reali protagonisti fino ad ora, potrebbero diventarlo in futuro. Per te, Paolo? Beh, a me tra i personaggi che abbiamo creato quello che mi piace di più è quello dell'amico, dell'avvocato Leoni, che è quello di Andrea Mari, che è un po' un personaggio tra le righe, insomma, molto ironico, molto così disincantato, che delle volte riprende l'amico
per le sue fissazioni, e poi magari alla fine le sue fissazioni portano effettivamente a qualcosa, quindi diciamo che è così un po' superficiale, diciamo, anche nel tipo di lavoro, però a me piace perché è molto genuino, nel senso che a uno gli piace mangiare e bere, gli piace, è uno scapolone incallito per adesso, e quindi sì, insomma è un personaggio che mi piace. Quanto è importante l'ironia in un testo come questo? Cioè fatto di delitti, fatto di tante cose che non hanno niente a che fare, insomma, con magari l'ilarità. Ma secondo me è molto importante, oltretutto entrambi secondo me abbiamo questa verve ironica. sì, non solo nella scrittura ma anche proprio nella vita, ecco, forse anche una ragione per cui andiamo così d'accordo. È importante perché in determinati momenti della lettura può distrarre, diciamo, tra virgolette, il lettore e comunque aiuta il lettore a sentirsi più parte della storia, almeno questo è quello che io vivo, cioè il fatto che ci sono magari certi personaggi in determinati momenti, fa una determinata battuta, quasi ti sembra di avvicinarti a questa persona, insomma, quindi è stato importante, è stato bello anche creare un po' in certi punti un po' insomma più di serenità, ecco. Senti Paolo, se a Riccardo va in autobus o in treno e si immagina già un personaggio, tu invece che personaggio vorresti disegnare o mettere giù, senza magari guardare i passeggeri dell'autobus o del treno? Beh, allora, l'umanità che ci circonda è sempre molto interessante. Mia moglie mi riprende spesso perché dice che mi incanta guardare la gente. È vero, delle volte mi fermo, fisso le persone, ma non per una questione Per studiare i dettagli. è che magari mi attrae qualcosa di particolare, o come porta il cappello, come si muove, eccetera. Tra l'altro, come ho già detto, insomma, io lavoro tuttora per il teatro, per una compagnia teatrale per la quale scrivo i testi e che dirigo le commedie, e quindi devo spesso anche insegnare agli attori che abbiamo come voglio vedere il personaggio. E uno degli esercizi che consiglio di fare è quello di guardarsi intorno, perché cercare nella realtà e riproporre quello che si vive quotidianamente è un esercizio fondamentale nel mondo del teatro. Mutuato da questo, appunto, abbiamo fatto la stessa cosa nei personaggi, quindi abbiamo creato i personaggi prendendoli dalla realtà. Chiaramente non sono personaggi veri, però un modo di pensare di uno, l'aspetto di un altro, il modo di camminare, il modo di vestire, il carattere, queste cose così sono tutte cose che bene o male separatamente sono di varie persone, però formano questi personaggi così particolari, insomma, come ci è stato riconosciuto. Che personaggio particolare è che ti affascina? Magari allora, a me piace la persona comune che si trova a un certo punto catapultata in una situazione critica, un po' quello che è successo nel primo romanzo, cioè a me piace vedere come risolve una situazione una persona che non ha niente a che fare con la situazione in cui si trova, no? Cioè, va per la sua strada, a un certo punto succede qualcosa che lo coinvolge e lo tiene coinvolto per tutta la narrazione del romanzo, e questo è una cosa che mi intrippa parecchio. Beh, tu invece in realtà hai persone che tutti i giorni hanno la vita cambiata perché sennò non verrebbero all'avvocato, no? Andrebbero in un tribunale. Ecco, è stato tanto difficile, come dire, poi realizzare anche in base alla tua esperienza, o hai dovuto insomma lavorarci anche parecchio su? Cioè, avevi già un modello in testa o hai fatto una sorta di puzzle? Allora sì, ho fatto una sorta di puzzle, questo non c'è dubbio,
Però non ti è arrivato il personaggio perfetto No, i personaggi perfetto, sono arrivati anche nella costruzione, poi soprattutto della trama di La mossa del Calabrone. E sì, abbiamo fatto un puzzle di tutta una serie di storie che, insomma, da cui in qualche modo avevo tratto spunto dall'attività lavorativa. Da questo punto di vista ovviamente è un vantaggio, nel senso che sapere come funzionano le aule giudiziarie, sapere qual è il lavoro di un avvocato, qual è il lavoro di un commissario, qual è il lavoro di una procura, il giudice come decide, come si fa un verbale, cioè ci sono degli aspetti tecnici, come diceva Paolo, che abbiamo dovuto approfondire con degli esperti. Ovviamente quelli che riguardavano l'attività forense ce li avevamo in casa, nel senso, questo indubbiamente. Sul terzo cosa possiamo anticipare? Un titolo, quando uscirà, che ne so, domanda a tema libero. La domanda è ardua. Attualmente il titolo è Nuovo progetto, questo non sappiamo ancora come chiamarlo, come intitolarlo. Anticipare qualcosa, l'unica cosa che possiamo anticipare è che anche questo prosegue la vita dei personaggi di Capi al Collo e della mossa del Calabrone. Alla fine c'è sempre, ritroveremo l'avvocato Alberto Leoni, l'avvocato Andrea Mari, il commissario Roberti, ritroveremo anche i personaggi che nel secondo avevamo perso perché è ambientato soprattutto a Venezia. Invece qua torniamo un po' a Treviso, per cui il commissario di Treviso troveremo l'agente Rizzo, troveremo il Pampano, Molletta, tutti i vari personaggi che hanno arricchito il primo romanzo. E più nuovi personaggi. Questo però fa un salto anche un po' diciamo temporale, nel senso che mentre tra il primo e il secondo sono legati, cioè è lo stesso periodo, perché il 2012, stiamo parlando aprile, maggio, giugno, qua invece saltiamo di 2 anni, 2 anni dopo, dove le amicizie si sono consolidate, i rapporti si sono consolidati, le amicizie che c'è tra Alberto Leoni e il commissario Roberti è diventata proprio un'amicizia forte, una quasi collaborativa, molto spesso uno parla con l'altro anche per questioni che esulano dal romanzo, parlano di altre cose che riguardano le attività dei singoli in modo tale da risolvere eventualmente dei loro problemi, delle loro questioni, insomma, ecco, questo sì. No, una cosa forse che possiamo dire è che ci saranno dei nuovi personaggi che secondo me saranno anche dei protagonisti con dei caratteri anche forti e quindi che in qualche modo incideranno sulla storia. Poi quale sarà la storia ovviamente è un po' prematuro, però sicuramente ci sono dei nuovi personaggi oltre ai protagonisti di sempre che secondo me hanno un carattere, si imporranno nella storia, quindi cercheranno in tutti i modi di diventare dei protagonisti. Diciamo io non ho archivi male. Però c'è già un personaggio che mi è simpatico, Pampano. Chi è Pampano? Pampano che si chiama Clemente Pampano, è un ispettore della questura di Treviso che collabora, fa parte della squadra di Roberti. No, Pampano, abbiamo scelto dei nomi così un po' particolari anche per fare un po' di ironia anche, no? Uno si immagina Pampano un tipo un po' così, invece in realtà è un ispettore ferrato, forte, che sa quello che fa e quello che dice. Poi c'è Molletta che sembrerebbe uno molle, anche lui in realtà è uno che sa fare le indagini, no? Sono tutti personaggi così che creiamo dei piccoli controsensi in modo da creare un po' di attesa anche. Ecco. Da quello che ho capito non c'è diciamo crisi artistica, cioè non state facendo fatica a trovare nuove storie, nuove situazioni. No, la crisi è di tempo, la mancanza è proprio il tempo perché entrambi facciamo altro e quindi questo che era un hobby difficilmente ci può assorbire gran parte della giornata. Ripeto, Paolo da questo punto di vista è molto più bravo e quindi ogni tanto mi richiama all'ordine e dice guarda che ci dobbiamo assolutamente vedere, abbiamo diciamo per certi aspetti un po' di esperienza l'abbiamo fatta e quindi magari troviamo meno difficoltà. D'altro canto, siccome stiamo anche cercando di
fare ancora un salto, insomma, un passo in avanti, cerchiamo di articolare le storie in modo più complesso e quindi ci stiamo concedendo, insomma, prendendo il tempo necessario, quindi anche sulla ipotesi di uscita, che ne dica l'editore, insomma, ad oggi non c'è, non prima dell'estate, ecco. 2024? Sì. Okay. E, no, invece ti chiedo, poi credo che dovremmo anche concludere tra poco, ok? E no, invece ti chiedo, hai già esperienza teatrale o altro, ti sei occupato di altri generi, ma potrebbe nascere una commedia dal titolo Cappio al collo o La mossa di Calabrone, o è complicato, oppure dici no, preferisco fare un romanzo e distinguere, diciamo, la mia vita teatrale da quella da romanziere? Allora, effettivamente trarre delle commedie da due drammi è molto, molto difficile, insomma, si rischia di ridicolizzare degli eventi che in realtà sono molto ovviamente drammatici. Poi sarebbero rivisitati. Sì, diciamo che si potrebbe trarne magari un dramma, questo sì, magari soprattutto dal primo che è un più psicologico, il secondo è un po' più action, come dire, no? Un po' più ci spostiamo tra Venezia, Parigi, Aviano, Mestre, insomma ci muoviamo di più. Ci muoveremo ancora di più con il prossimo, però qua sul primo, che è ambientato a Treviso, è ambientato nell'intimità di questo avvocato, lì si potrebbe trarre magari un dramma teatrale, quello sì, però io sinceramente non ho questa velleità, anche perché a me piace l'idea di aver scritto un romanzo che trova il consenso del pubblico, che il pubblico si lo legge e si diverte, e poi viene a vedere le commedie, che tra l'altro adesso, proprio tanto nota così di servizio, noi saremo a Padova con la compagnia il 2 di marzo, faremo l'ultima replica di della commedia, l'ultima commedia che ho scritto, che si intitola La Ciava del Vecchio, sono commedie dialettali che fanno molto ridere, e metteremo in cantiere quella nuova, che appunto presumiamo vedrà la luce alla fine dell'anno, che si intitola Ieri era meglio se restavo in letto, che vedo fa già ridere il titolo, quindi, e quindi sì, insomma, vediamo insomma, come andrà avanti. Mi piace tenere separate le due cose. Vi faccio un'ultima domanda, però vorrei due risposte diverse. La domanda è: perché comprare questi libri? Allora, intanto perché devo cambiare macchina, quindi è fondamentale vendere i libri. No, allora, secondo me perché sono due storie veramente avvincenti, ripeto, una diversa dall'altra, però hanno caratteristiche diverse, ma credo che abbiano comunque entrambe lasciano il lettore. Paolo prima diceva sono stati degli amici, non mi ricordo, insomma, che l'hanno letto in un giorno, in 2 giorni, e questo secondo me è la cosa bella quando si scrive un libro, sapere che cominci il libro e non vedi l'ora di arrivare alla fine per capire come finirà. Questo per me è la cosa più bella, e quindi se dovessi consigliare qualcuno alla lettura direi guardate che effettivamente una volta cominciata la lettura poi non è così noiosa, ma vi porterà, insomma, vorrete arrivare alla fine velocemente. Senza fare copia e incolla? Perché comprare questi libri? Sono 2 libri divertenti, noi ci siamo divertiti tanto a scriverli e traspare dalle pagine appunto che c'è questo nostro divertimento di fondo. Ci siamo divertiti a scriverli, e a chi piace i gialli questa è una opzione, un'opportunità. Sono ambientati nel territorio, per cui principalmente nel territorio, il secondo è ambientato più a Parigi, ma insomma c'è molto anche a Venezia, e quindi sì, per riscoprire i luoghi che conosciamo o che non conosciamo, insomma, perché siamo abbastanza precisi e puntuali su alcune cose. Alcune sono inventate, ma alcune sono riconoscibili, quindi
penso che sia divertente, cioè uno dei motivi potrebbe essere appunto quello, cioè mi diverto a leggere i gialli, leggo un giallo del territorio. Mi sembra un ottimo suggerimento, assolutamente, perché siamo qui proprio per valorizzare i talenti del territorio e quindi a maggior ragione leggiamo anche i libri del territorio. Io vi faccio anche io una domanda in velocità, mi incuriosiva sapere il perché degli scacchi in copertina, anche perché io a volte mi trovo in libreria a scegliere assolutamente a caso dei libri solo perché mi attrae la copertina. Non conosco l'autore, però funziona, sì. Vengo attratta dalla copertina e lo compro. E quindi secondo me non vanno trascurate, ma vanno effettivamente realizzate con un certo senso, e vi chiedo quindi il perché degli scacchi o perché insomma di questa scelta. Rispondo io? Sì. La mossa del calabrone è fondamentalmente una storia di strategia e quindi gli scacchi ci stanno. La mossa del calabrone perché? Perché il calabrone è un animale che non è come l'ape che punge e muore, è un animale che punge e punge e punge e punge, per cui è un animale che ripete il suo crimine e quindi si muove all'interno di una scacchiera molto articolata, molto particolare, quindi l'artista che è Fabrizio Scaglione, che ha fatto la copertina, che è un giovanissimo artista di graphic design eccetera, ha combinato gli scacchi con l'ombra di un calabrone perché appunto perché il calabrone colpisce e sparisce lasciando solo il suo dolore, che appunto è rappresentato dall'ombra. Nel primo invece c'è questa corsa perché va verso è un momento di passaggio di una persona che cammina, che fa il suo cammino e deve affrontare ogni singolo passo, ogni singola situazione in modo coerente, in modo da poterne venire fuori, quindi come una corsa per arrivare al traguardo. Abbiamo scelto questa copertina insieme con l'editore, però in questo caso, nel secondo caso l'abbiamo proprio fatta fare da un tecnico. Bene, grazie per la spiegazione e grazie per essere stati con noi questa sera, è sempre un piacere sentirvi parlare. Il pubblico credo che non abbia più domande o vuole soddisfare qualche curiosità, non mi sembra. Sì, c'è una domanda. Ecco. Vogliono sapere, Riccardo, se sei tu quello che corre in copertina. No, io vado molto più veloce. Non fanno in tempo a non fotografarlo. fai in tempo a fotografarmi. No, non sono io. Anche se l'immagine... Sì, poi... Sono affezionato a quell'immagine, ecco. Ok, devo dedurre che il pubblico ti conosce bene, conosce le tue abitudini. Beh, bello vedere che anche gli amici più stretti vengano a queste presentazioni quando magari conoscono già il libro e tutto, però vi seguono in questo percorso molto bello. Vabbè, avete spoilerato la prossima uscita di un terzo romanzo, non c'è due senza tre, era quasi ovvio che sarebbe uscito, però mi ha fatto piacere che questa sera ce lo avete dichiarato qui al festival, quindi che dire, vi aspetto alle prossima edizione perché non potrei non avervi qui una terza volta appunto. Alessandro, grazie per la tua professionalità, per la tua disponibilità, per aver condotto questa serata. E come vedete questa sera dietro di noi abbiamo un palco pieno di strumenti musicali perché tra poco inizierà il concerto di Gavin Holligan e lo dico anche a chi ci sta seguendo da casa che casomai non avesse fatto in tempo a raggiungerci per la presentazione del libro può fare in tempo a raggiungerci per il concerto di stasera, quindi vi aspettiamo qui a Grand Central. Ma soprattutto vi aspetto mercoledì prossimo perché sarà l'ultima serata di questa edizione invernale e perché avremo ospite Alberto Lavoradori che è un fumettista di fama internazionale, mestrino ma famoso oltre confine, quindi un grande onore per noi averlo qui
E che dire, grazie di nuovo, grazie a tutti e buona serata.